Tanto inizia adesso la partita col primo pallone toccato proprio dai padroni di casa, che adesso provano a impostare subito con Gianmarinaro. Battuta lunga da parte del numero 8 del Mazzara, la palla è per Michele Perrone che può incrociare al volo, ci prova Perrone, la palla di poco alta, Gallina mette in mezzo per il numero 11 che colpisce il palo, era Candella, tutto solo, lancia lungo per Perrone, duello in velocità con Rubino, ancora Perrone, poi l'intervento di Accardo che si rifugia in calcio d'angolo. La Francesca mette in mezzo, c'è lo stacco da parte di Perrone, la palla arriva a Rustico, entra in rete, ma è tutto fermo perché il direttore di gara segnala un tocco di mano. La palla finisce in area di rigore con la Francesca che la mette giù, la Francesca prova a girarsi fra tre avversari, finisce a terra, è tutto regolare secondo l'arbitro, ma ancora Perrone, la palla in rete, ma fischia il direttore di gara per un fallo. Le lamentele, le proteste della panchina del Mazzara. Era finito giù la Francesca, poi Perrone aveva messo in rete. Quando siamo al minuto 29, episodio che farà discutere questo anche il capitano del Mazzara Giampaolo Giacalone, mani tra i capelli per Michele Perrone che si dispera per quanto visto dalla terna arbitrale. Duplice fischio e le squadre vanno al riposo sullo 0-0, poco spettacolo in questo primo tempo. Pallone in mezzo, l'uscita col pugno di Matteo Giacalone, poi Accardo a porta vuota mette in rete e dunque cambia il risultato al 51esimo minuto per il Mazzara. Gianmarinaro sulla destra per Caracci che prova a salire ancora sull'out di destra, il cross in mezzo, il pallone passa, poi Perrone sotto porta, riporta il risultato in parità. È già operato il ribaltamento di fronte, Benedetto Lentini in area di rigore per Perrone, la palla in mezzo, c'è Sidico che finisce a terra ma si salva in qualche modo ancora una volta la difesa del Borgetto Giardinello. Tante maglie giallo-blu in area di rigore, la palla finisce a Giampaolo Giacalone che col mancino conclude, la palla finisce di poco a lato. Pallone in avanti proprio per Alfano, in area di rigore, Alfano buca poi Matteo Giacalone e si riporta in vantaggio. Il lancio in avanti nella zona di Rosone che stavolta supera Sfar, poi con il pallonetto prova a battere Giacalone, la palla finisce sul fondo. Ancora Rosone, dal limite dell'area, Rosone, salta Sfar, Rosone e stavolta un grande intervento di Matteo Giacalone e arriva un rosso stavolta all'indirizzo di mister Cavataio. Vediamo adesso, prova a placare gli animi il direttore di gara a cui la gara è un po' sfuggita di mano. Aperta intanto il cancello, è stato aperto intanto il cancello da qualche tifoso giallo-blu che continua a protestare qui sotto la tribuna. Allarga per la Francesca in area di rigore, la Francesca può metterla in mezzo, il pallone per Perrone e arriva il gol del 2-2 meritato per il Mazzara. Finisce 2-2 tra Mazzara e Polisportiva Borgetto Giardinello, una gara sicuramente nervosissima